Il signor Mario Rossi vuol fare lo scrittore. Gli han detto che oggigiorno c'è un premio ogni 3 ore. Così comincia a scrivere un libro eccezionale di viaggi e di avventure, di ambiente tropical. Ho fatto naufragio in terre lontane piene di palme e di noci di cocco. Ho vissuto di banane fino a non poterne più. Sono venuti a farmi festa tutti gli indigeni di una tribù. Riempito man la testa di collane rosse e blu. Signor Rossi, con tutte quelle collane sembra una bambina. Qui c'è una principessa, color del cioccolato. Non fosse che per questo mi sono innamorato. D'amor lei mi dà un pegno, chissà cosa sarà. È dura da mangiare, ma qualcosa servirà. Come ha fatto a ringraziare la principessa, signor Rossi? E lei ha apprezzato. Ma non apprezzano i guerrieri e fanno un sacco di rumore. Io non perdo la mia calma, tantomeno il buon umore. Balzo su loro, ne atterro uno, gli torco il braccio, gli prendo il pugnale. Sono 1 contro 100, qui le cose vanno mal. E com'è finita, signor Rossi? Il guaio è proprio questo, non so come finire. Sono in un tal pasticcio che non ne posso uscire. Buttiamo tutto via, è forse meglio che lì dentro nel cestino mi ci butti pure me. Poi giunge mezzogiorno, è l'ora del ritorno e lo scrittore scappa, va a casa, parla papà. Mamme, la divisione dietetici della Sasso ha creato 2 serie di omogenati. Omogenati Sasso capsula bianca, la prima pappa dopo il latte, lire 180. E quando cresce l'appetito, omogenati Sasso capsula verde, il primo pasto, tanta carne, lire 220. Dai suoi omogenati, la Sasso toglie i grassi animali e aggiunge olio d'oliva. Omogenati Sasso, la pappa del bimbo col cucchiaio.